Salve a tutti, buon pomeriggio. Ciao Deepak. Ciao Gino. Mi raccomando, seguite Deepak che a breve farà uscire un suo brano di cui ha mandato oggi pochi secondi ma intensi che già fanno capire di cosa si tratta. Quindi seguite Deepak. Oggi vediamo in questa breve, insomma, media diretta l'unboxing di questo pacco. Questo pacco viene da Best Price Rack. Adesso vi do tutti gli estremi di Best Price Rack. Un attimo solo. Eccolo qua. Questo è Best Price Rack, come vedete. Ha in vendita 27.873 vinili. Diciamo ciao Gino, ciao Emiliano. Allora, il sito internet è questo: https://www.discogs.com/it/user/bestpricerack. Ok? E qui come sempre potete fare, molti mi chiedono che non hanno mai acquistato su Disco GS, io invece sto acquistando proprio alla grande. Qui ci stanno già i carrelli, 4 carrelli, 44 mail eccetera, quindi lo uso spesso. Vi faccio vedere brevemente. Se voi cliccate sul link in vendita, lui vi fa vedere in ordine di inserito più recente tutti i vinili che sono stati ultimamente inseriti. Però se voi volete, che ne so, vedere quelli un po' più economici, potete fare un intervallo personalizzato. Opla, ho sbagliato. Aspettate, ok, fate un intervallo personalizzato e mettete minimo 0, che ne so, massimo 3 euro, e basta fare vai, e qui escono già tutti quelli filtrati, diciamo che hanno un prezzo compreso tra massimo 3 euro. Poi se non li volete in ordine di quando sono stati inseriti, li potete pure mettere in ordine di prezzo più basso, e così vi compaiono pure quelli a 50 centesimi, 70 centesimi, ecco. E a questo punto poi potete scegliere il tipo qua, se volete scegliere l'anno addirittura, oppure un intervallo personalizzato di anni, che ne so, dal 1990 al 94. Fate vai, e quelli che vi usciranno sono tutti quelli che hanno il prezzo tra 0 e 3 euro e tra il 90 e il 94, e quindi questi poi vi fate il filtro personalizzato e cercate i vinili, uno o più vinili che più vi piacciono. Io questi che sto sparando ora sono di Best Price Rack. Ok? Il pacco è questo, lo prendiamo insieme al coltellino, fedelissimo coltellino. Sotto ci sta Gigi D'Agostino, il picture disc, poi sotto ancora sempre lui, Gigi D'Agostino. Allora, passo il telefono a mia moglie, come al solito. Eccomi qua. Salve, coltellino. Qua c'è la postazione che stasera useremo per fare una diretta, quindi se volete seguirmi dalle 9:30 in poi. Prima non posso perché ho una visita alle 6, quindi finirà alle 7, 7:30. Poi devo portare mia figlia al ristorante cinese perché gliel'ho promesso. Quando torno vedremo di fare questa diretta, un'ora e mezza, un'ora e mezza, se ce la facciamo anche due insieme. Allora, vediamo Best Price Rack che cosa ci ha inviato. Allora, innanzitutto l'imballo è perfetto, perché vedo che qua è quasi impossibile da aprire questo imballo. Vabbè, allora studiamocelo un po' come è fatto. Qua già stanno i vinili, quindi basta fare così e in teoria già li possiamo prendere. Allora, vai col primo. Ecco qua, il primo. Continuiamo la collezione di Fiorello. Questa è Dimmi Dimmi Perché di Fiorello. Questa pure mi mancava e la aggiungiamo alla collezione dei dischi di Fiorello. Il gatto mi sta rubando il posto dove volevo mettere i dischi, ma se n'è andato e si è accoccolato al suo posto, che è quello lì. Andiamo avanti. Dopo Fiorello, Dimmi Dimmi Perché, vediamo un po'. UMM. Questo è il simbolo di UMM e di qua c'è scritto proprio UMM, Underground Music Movement.
E questo è Chib Now Remix. Vediamo come sta il vinile dentro. Eccoci qua, è perfetto. Su etichetta UMM Now Remix di Chib. Allora, li stiamo mettendo tutti così, no, mettiamoli così che si aprono dall'alto. Ce ne sono diversi, come si può vedere, non so se si vede. Allora, andiamo avanti. Eccoci qua. Koala featuring DJ Dave, Eternity is Past. Allora, io questi ovviamente li ascolto prima su YouTube, prima di sentirli, di comprarli, quindi vi consiglio sempre di fare lo stesso. Adesso stanno molti brani, molti dischi. In basso a destra compare proprio il link su YouTube per ascoltarlo. Lo cerca in automatico proprio Disco GS, quindi stanno andando molto avanti. Ed ecco, ho letto che ci sarà una connessione telefonica con BB Sean domenica prossima. Non so se a Ballando Web Radio o a Pezzi da 90, non ho capito. Penso a Ballando Web Radio. E questo è uno dei dischi di BB Sean, che fa parte dei nostri gruppi, che ci segue, e quindi questo è Freedom di BB Sean. Ecco. Addirittura qui c'è il remix. Io tra l'altro sono stato molto fortunato, perché io BB Sean, da quello che ho visto su Disco GS, ci sono tre dischi, e io cercavo tutte le cose di DJ Dado, e siccome lui ha remixato una versione di quella che sta qui dentro, di Freedom, è uscito questo disco, l'ho preso immediatamente, di BB Sean. Bello, un bel Steven disco. Foglia scrive Ballando Web Radio. Ah, Ballando Web Radio, quindi a Ballando Web Radio ci sarà diciamo in diretta telefonica BB Sean connessa. Andiamo avanti, sempre Fiorello, questa volta è Batticuore, tutti brani che io non sapevo neanche che Fiorello... C'è scritto BB Sean, sta guardando il video in diretta. Ah, grazie, ciao BB Sean, allora ecco uno dei tuoi dischi. Perfetto. E allora, e quello lo metteremo nelle prossime dirette. Io poi mi insinuo quando qualcuno non sta bene o quando qualcuno ne ha già fatte tante, che c'è un buco, mi ci infilo e faccio la diretta. Questo è Batticuore, e poi ce n'era pure un altro al lato B. No, Batticuore di Fiorello. Io non sapevo neanche che avesse fatto queste canzoni, perché io c'avevo quelle più famose, quelle che stavano dentro Nuovamente Falso, dentro Veramente Falso. Oh, e questo è un mix che forse piace pure a Margherita. Disperato bisogno di amore degli Stadio. Però attenzione, vi faccio vedere di dietro, guardate su che etichetta è uscito, si vede l'etichetta? Quindi questo diciamo è un remix di Disperato bisogno d'amore, però a me piace parecchio la musica italiana remixata da discoteche in quegli anni. Infatti ecco perché Fiorello, Gli Stadio, Lucio Dalla remix, Vasco Rossi remix e chi più ne ha, 883 remix, Giovanotti, come Moreno, ce n'ho una valanga, perché poi all'epoca pure io non dico di essere stato uno dei primi fan di Giovanotti, ma poco ci manca, da Reggae 87, da Walking, da quando lui faceva Gino Latino, da parecchi anni prima che partisse Militare, da quando ha fatto la sigla del telefilm, la sigla si chiamava Asso, di Classe di Ferro. Insomma, Giovanotti lo seguo da parecchio tempo, e c'ho un sacco di 45 giri e di mix, tutti quanti giù. Poi posso fare tranquillamente una diretta solo con musica mixata di Giovanotti, mixata da Prezioso, da Itatura, da tanta gente che l'ha remixato Giovanotti. Questo è un altro disco sempre di Chib, sempre su stessa etichetta UMM. Trattasi di musica un po' underground, un po' così. Chib, ce n'avevo uno o due di mix, quindi sto completando un po' la raccolta pure Chib. It's Time to Come, quella era. C'è il cellulare che continua ad andare e venire, messo a fuoco. Lo so, purtroppo non c'è abbastanza luce, forse se accende il flash la finisce. Questo è Pacific People,
Only P. Questa pure mi pare che era un po' progressive, un po'... addirittura costava 10.000 lire questo disco. 158 già numerato da qualcun altro, io ovviamente ho le stesse etichette, dovrò levare questo numero, lo barrerò e ci metterò un altro numero, perché io li sto rinumerando tutti, che sennò quando li trovo. Oh, vedete, sempre tornando alla musica italiana, da questo venditore ne ho trovata parecchia a un prezzo veramente stracciato. A me piace molto la Nannini, Gianna Nannini. Bomboloni Fargetta Remix. Cioè, bomboloni, bomboloni, bomboloni. E io conosco la versione originale, poi mi sembra che ho sentito la versione remix. Ovviamente Fargetta non c'ha bisogno di presentazioni e mixava bene, e quindi l'ho preso subito, un bel remix. Andiamo avanti sempre con DJ Dato, la mia progressive melodica, la trance, un po' così. DJ Dato è un grande, ancora qualcosa fa, quindi DJ Dato ho preferito prendere anche questa. Diamond pure c'è il lato B, che è un bel pezzo, Diamond. Ok, andiamo avanti veloce. Oh, Afterlife, Edge of Universe. Ok, tra poco esce mia figlia da scuola. Che ore sono? Vediamo, sono le 4. Vabbè, c'ho ancora, diciamo che ce l'abbiamo fatta in pieno. Afterlife, Edge of Universe. Si vede bene la copertina? Sì. Ok. Questa è un po' rotta sotto, ma non fa niente perché ne ho trovate rotte. Poi questa si rincollano, si mette un po' di scotch. L'importante è il vinile che sta benissimo, lo vedete, cioè. Questo basta un po' di pulizia con il solvente di Roma Vinyl Village. A proposito, a breve ci sarà un altro Roma Vinyl Village e io ci sarò. Chi è di Roma e ci vuole venire, Arcano, questo pure era Arcano e Incanto featuring Marta Monreal. Pure questa è una, diciamo, va sulla trance, progressive e trance, quindi è un bel pezzo pure questo. Incanto di Arcano. Ok, andiamo avanti. Dice, ma quanti ce n'hai? Onda del futuro. Voi sapete che mi piace parecchio Terra, c'ho Amore senza fine. No, Amore senza fine è questo qua che l'ho preso adesso. C'ho quella Disperazione. C'ho Onda del futuro Terra, Onda del futuro Disperazione e Amore senza fine. Lo aggiungiamo alla collezione sempre di Onda del futuro. Vediamo come sta questo perché ci tengo parecchio. Onda del futuro all'epoca con Terra ebbe tanto successo, poi ne ebbe molto di meno con gli altri brani che però sono molto belli uguali, e quindi bisogna rilanciare pure questo gruppo. Non so se con il flash si vede la copertina, l'etichetta centrale. Ok, Onda del futuro, Amore senza fine, questa è bellissima, molto molto bella. Siamo arrivati all'ultimo disco per oggi. Mato Grosso, ovviamente chi non conosce Mato Grosso, Cliffs of Moher. Questo pure è un mix di Mato Grosso. Ciao Fabio. Si è connesso Fabio Vinili Vicaria. Ah, ciao Fabio. Poi aspetto pure i tuoi, ma i tuoi mi sa che sono molti di più, anche perché ci dovrebbero essere pure i 45 giri e li faremo vedere uno per uno, tu lo sai che io quando faccio le cose le faccio bene e vedremo uno per uno tutti i 45 giri. Ma io lo sto ancora aspettando il tuo pacco, come ne sto aspettando un altro pure da un altro venditore. Comunque pure Fabio Venili, Fabio Caira che vende un Musica Store, trovatelo perché ha gli stessi identici filtri, potete filtrare in base al prezzo, in base all'anno, in base alla tipologia. Se volete un 33 giri, se volete una tipologia solo 10 pollici oppure solo 7 pollici, potete impostare tutto quanto su Disco GS e poi sul sito di Vendo Musica Store o anche di Best Price Rec, di tutti quelli che vendono su Disco GS, vi escono i vostri vinili preferiti e non perdete magari tempo a vedere 6.000, 8.000, 20.000 vinili, ma potete fare una selezione già a priori. Rinnovo il consiglio
di andare su YouTube, ascoltare il brano, se vi piace lo potete mettere nel carrello e poi lo acquistate. Andiamo a vedere per stasera che cosa stiamo organizzando, perché stasera, come vi ho detto, cercherò di fare una diretta. Guardate i vinili per stasera. Questo volevo prendere un brano da Jesus Christ Superstar, fare una cosa che poi ho in mente. Questo non lo so se ne prenderò qualcuno da questo. Addirittura c'ho Heidi, vabbè, questa magari c'è una voce, se è una storia, questa è una storia, magari una voce da mettere sopra un'altra musica. Questa è Arianna che canta Disney. Questo è Five Parade, dentro c'è Super Flash, ci stanno altre serie, c'è Quo Vadis, c'è Simon Simon, Viva le donne, A-Team, c'è un sacco di roba. Questo è Furia, questo è un altro Super Siglet TV, Remy, la canzone di Remy, eccetera. Questo l'ho preso perché voglio farci una cosa. Questo è un remix che poi non è dei cartoni animati, quindi lo mettiamo via. Qua c'è Franco Martin, la ballata di Braiger, vabbè, Babbo Natale non c'entra niente, però qui c'ho altri 45 giri, sempre dei cartoni animati, I Cavalieri del Re, come vedete c'ho il fighissimo, tra l'altro questo non l'ho mai aperto, il fighissimo del Perché questi baseball, sono quelli che c'hanno... che ci ha dato Mirko, insomma, Sì. ci hanno dato insieme, sì, l'ho preso insieme. Sono quelli ristampati... Sì, cioè, stampati per la prima volta adesso? Sì, stampati per la prima volta adesso da Erano- TV-Landia. Questo Non era mai stato stampato No, li questo. trovate soltanto se sentite quelli di TV-Landia. Adesso che mi arrivano sempre le mail e ogni tanto però li mettono a dei prezzi esagerati. Questi non costavano tantissimo, quindi si sono potuti comprare. Guardate, questa è una compilation di Sandokan. Addirittura c'ho la compilation di Topazio, la telenovela di Rete 4. Cioè, poi ho preso pure l'italiano per fare un mix. Questo è sempre un film molto conosciuto, quindi qua si può prendere un brano. Ma... Qua c'è Fivelandia 7, Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV, questo è il numero 3. Poi c'è un altro di Walt Disney, Biancaneve la storia, c'ho la colonna sonora della Sirenetta. Questa è Baby's Gang, questo è un bellissimo mix, cantata da tutti questi bambini. Questo è un mix pure. Questo già l'ho fatto vedere, diciamo il 33, la colonna sonora di Karate Kid 1, il primo Karate Kid, e qui possiamo prendere forse You Are The Best, l'ultimo brano, lo mettiamo, qualche nota, qualche cosa, perché per farli tutti qui ci vuole veramente un'eternità. Fivelandia 7, Fivelandia 6 in 2 copie, quindi usiamo Pure il usiamo 7 una pare che delle ce l'hai due. doppio. Poi c'è sta Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV4, Fame, saranno famosi. Questo è il mitico primo Fivelandia stampato e dentro c'è ovviamente, facciamo vedere, perché io l'avevo messo, questo io l'ho preso senza copertina, sta dritto, sì. Questa è la colonna sonora di Goldrake, il 33 giri, quindi io dentro qui ho sia il Fivelandia 1 che la colonna sonora di Goldrake nella stessa copertina, poi c'è il Fivelandia 8, 9, la voglio a prendere, qua ci vuole un fiore, questo non penso di metterla, però diciamo ho preso tutta la roba per bambini. Questo pure, qua ci stanno un sacco di altre sigle, Super Gulp, Sandokan, Sei forte papà, vabbè. Poi questo vediamo, questo è un altro mix che mi serve a me per delle cose, quella è una compilation dove dentro ci stanno dei brani che mi servono. Questa è la discoteca dei piccoli, il pulcino ballerino, Balla buono e meglio, magari c'è pure Cristina D'Avena, no, non mi sembra di vederlo. Questa è la discoteca dei piccoli, il piccolo coro dell'Antoniano, lei all'inizio cantava lì. Questo poi è un disco di Cristina D'Avena imballato, mi si è soltanto un po' rotta la copertina, ma è ancora imballato, incelofanato, e sono i successi di Cristina D'Avena. Vediamo se vale la pena sballarlo, se ci sarà tempo, perché qui c'è tanta roba. Qui è Sei forte papà, la discoteca dei piccoli, lo giriamo, Sei forte papà, il Corsaro Nero, vabbè, Johnny Bassotto, Virgola, insomma ce ne stanno pure qua. Questa è altra discoteca dei piccoli, pure qua c'è Mi scappa la pipì papà, Sbirulino, Goldrake, Cufo Robot, vabbè, insomma vai. Questa invece ovviamente la conoscete tutti, vabbè, la colonna sonora di Never Ending Story di Lehman, Never Ending Story. Do Re Mi 5, cantiamo con Five. Qui dentro c'è Bambino Pinocchio, c'è Laura o Laura, i Gatchman nella battaglia dei pianeti, chi non se la ricorda, Tensor 5, Monci C. Io stasera voglio vedere pure quanti di voi si ricordano questi cartoni animati e questi brani,
perché questi cominciamo ad andare nei primi anni 80, pure fine anni 70, andiamo proprio all'inizio. Qua possiamo prendere, che ne so, una per me, Sapore di mare, la colonna sonora e pure il film. Oramai questi film non li fanno più così belli, così li fanno un po' più insulsi. Questo era proprio bello come film. E ci stanno qua, questi sono tutti successi, queste, sia questo che il 2 ce l'ho giù. Sono due colonne sonore bellissime, bronzatissime, Al cielo in una stanza, Quando calienta il sole, Stessa spiaggia, stesso mare. Questo è un mito tutto quanto. Poi c'è addirittura Bim Bum Bam Compilation, io neanche sapevo l'esistenza. Questa ancora mi sa che questa è precedente ai Fivelandia. Infatti qua c'è No Tengo di Nero, Sorridi Sorridi, Bim Bum Bam, Nella vecchia fattoria, Volevo insieme, quindi non c'è stanno, c'è giusto la canzone dei Puffi e I ragazzi della Senna, perché questo mi sa che è uscito prima di Fivelandia, questo è il primo prima dei Fivelandia. Poi c'è, vabbè, supereroi dallo spazio, Gundam, Mazinga Z, Tekman, Ken Falco, troppo ce abbiamo. Questa è una storia di Candy Candy, le più belle canzoni di Candy Candy da ascoltare, cantare e suonare. Boh, vabbè, forse sono canzoni. Boh. Poi questa è la storia di Lulù, L'angelo tra i fiori, e questa mi sa che è parlata. Non ci giurerei, non mi ricordo qua. Vediamo che esce da qua dentro. Questa. City Hunter. Gli adesivi dei City Hunter. Che con Lulu c'entrano poco. Chissà da quale Fivelandia, da quale. No, neanche proprio Fivelandia. in questi giorni si è tenuto il Romix con ospite su Casa Ojo. Da chi l'ha visto? City Hunter, addirittura gli adesivi di City Hunter, non immagino da quale disco possano venire. E poi c'è questa che è un film, Stay Live, vabbè, lo conosciamo tutti quanti. E poi oltre a questi ho tutti i 45 giri di cui avete visto le foto sul mio profilo. Quindi diciamo materiale per tirare su una diretta di un'ora e mezza, pure due ce n'è. Quindi io vi aspetto questa sera, diciamo dalle 9:30 in poi, collegherò tutto quanto, tutta la mia postazione, metteremo pure le luci e vedremo di sentire un po' di musica, ma non solo cartoni animati, come avete visto c'ho anche qualche telefilm, qualche trasmissione TV, quiz, telequiz. Vediamo quello che riusciamo a fare, dai, io vi aspetto. Allora vi do appuntamento a questa sera alle 20:30, se no continuate a seguirmi sui miei 21:30. 21:30, mi corregge mia moglie. Continuate a seguirmi sui miei canali www.mixcloud.com/Renato De Vita, su Facebook. Compriamo un cellulare nuovo poi. Compreremo, no, stasera la diretta, tra l'altro, ecco, se Facebook non mi sblocca e non posso usare OBS, o utilizzo un altro programma che mi è stato consigliato, oppure lo faccio col pad. Col pad lo metto lì vicino al computer che mi inquadra tutta la postazione e vedrò di mandare con il jack AY direttamente la musica dentro al pad senza usare il microfono del pad. Voi sapete, io sono maniaco della qualità, però purtroppo su Facebook la qualità è difficilissima da trovare, da inseguire, da raggiungere, quindi ti mettono i bastoni tra le ruote in tutti i modi possibili. Uno se sapesse che deve pagare dei diritti, dei soldi per fare queste dirette, uno li pagherebbe. Se sapesse che bisogna fare, ci fossero delle istruzioni chiare, uno le seguirebbe, ma qui è tutto lasciato un po' come una barca, non c'è un help, non c'è un qualcuno che ti possa seguire, e quindi ognuno chi compra l'IRIG, chi si inventa resistenze sui cavi appunto per entrare direttamente dentro i cellulari. C'è chi usa il microfono del cellulare che, come ho detto più volte, è per la voce, quindi per i medi. I bassi e gli alti col microfono del cellulare vengono molto male, vengono distorti, vengono presi male. Quindi diciamo entrare direttamente con la musica già è un modo per migliorare poi chi ascolta, la qualità del suono che ascolta. Poi fermo restando che è sempre mono. Quindi, ok? Detto questo vi lascio, vi ringrazio dell'ascolto e alla prossima unboxing e alla diretta di questa sera. Grazie. Buona serata.